Salute a tutti. Vabbè. Ma quanti siamo? Siamo da veramente tantissimi. Incredibile. Incredibile. Questa è in assoluto la manifestazione contro le servitù militari più partecipata a cui abbia mai preso parte. Incredibile. Non l'avremmo mai detto, ma ci speravamo. Vedere poi tutte queste bandiere indipendentiste sventolare insieme, quasi mi commuovo. Dico quasi perché non siamo qua per commuoverci. Oggi qua siamo per dire tre cose. Dismissione totale di tutti i poligoni militari presenti in Sardegna. Bonifica a terra come a mare di tutta la distruzione che è stata arrecata da 40 anni di bombardamenti indiscriminati. E riconversione economica, perché non si può vedere una zona come questa, che è un paradiso, adibita quasi a discarica. Io trovo, per me parlare qui a Frasca è particolare, lo sento in maniera particolare, perché io appartengo a questo territorio. Io sono di Oristano, vivo ad Oristano, mio padre poi è di Arbus, e quindi ho frequentato questi luoghi fin da quando ero bambino. E mi capitava di chiedere a mio padre, ma cosa c'è? Perché lì, quella zona non si può entrare? Ma al tempo, quando eravamo ragazzini, mio padre lo stesso non sapeva cosa rispondere, diceva semplicemente esercitazioni, una parola assolutamente vaga che non ti faceva capire minimamente di tutto quello che stavano facendo là dentro. Però delle risposte arrivavano direttamente da Capofrasca, sotto forma di onda d'urto. Sapete cos'è l'onda d'urto? È lo spostamento d'aria che si verifica quando esplode un ordigno. Bene, arrivava fino alle finestre di casa mia, del mio palazzo ad Oristano, e tremavano i vetri fino a quasi a scoppiare. Oggi però, anche nell'immaginario degli oristanesi, Capofrasca è un non luogo, lo dobbiamo dire. Per noi oristanesi il golfo di Oristano è un solo braccio, quello a Capo San Marco, quello a nord. Capofrasca non esiste, un non luogo, una cosa folle. E dicevo quindi che noi dobbiamo per forza fare qualcosa, non possiamo stare fermi così. E questa giornata come oggi con 5.000 persone, adesso io non so, vedo una fila enorme fino là al paese di Sant'Antonio. È incredibile, è incredibile. È incredibile. Però voglio dire una cosa, davanti a questa manifestazione di folla, la regione cosa sta facendo? L'esecutivo Pigliaru cosa sta facendo? Purtroppo assistiamo a una serie di iniziative, di tentativi che parlano di riequilibrio, parola assurda, parola veramente poco dignitosa. Sentiamo parlare Pigliaru una volta di riequilibrio, una volta di chiudere 2 poligoni su 3, un'altra volta ancora colpo di genio, una decurtazione del 21%. Manco stessimo scorporando l'IVA. Ma cosa si deve scorporare? Il 21%. Ma cosa vuol dire? Qua si deve solo chiudere immediatamente. Il tavolo di trattativa deve partire da questa base. I poligoni vanno chiusi per sempre. Fine dei giochi. Concludo perché comunque dobbiamo lasciare spazio a tutti ed intervenire, e le persone sono veramente tante. Il mio augurio, cioè il mio obiettivo chiaramente è di iniziare subito da Frasca e chiuderlo. Il mio augurio è che il prima possibile noi possiamo varcare quei cancelli tutti insieme con le nostre bandiere, andare davanti al bellissimo promontorio di Capofrasca che nessuno di noi conosce e piazzare le nostre bandiere nazionali, quella dell'albero, quella dei 4 muri, le uniche che rappresentano i sardi, le uniche che rappresentano i sardi. E allora quel giorno potremo dire: questa terra è nostra. Grazie a tutti, Vincenzo Repubblica.